Tashidele a tutti, io sono Tenzin Nyamsom Baro e benvenuti a Tibet This Week, un servizio settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità il Dalai Lama e amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli delle notizie principali di questa settimana. La prima notizia: il monaco tibetano detenuto in isolamento dalla Cina resta intracciabile. Il presidente del Parlamento tibetano in esilio porge le sue condoglianze per il decesso del sostenitore del Tibet, Dadu Manderkar. L'amministrazione centrale tibetana organizza una serie di conferenze virtuali di una settimana sui 4 impegni principali di Sua Santità il Dalai Lama. Il Parlamento tibetano terrà la 10ª sessione a marzo. Il Tibet Policy Institute organizza conferenze sul patrimonio culturale himalayano. Kelsang Gyaltsen Bawa è il nuovo rappresentante dell'Ufficio del Tibet, Taiwan. È disponibile la versione assamese del libro Freedom in Exile. Rinchen Sultrim, un monaco tibetano della regione di Naba in Tibet, che è stato arrestato arbitrariamente dalle autorità locali cinesi quasi un anno e mezzo fa, continua a rimanere intracciabile. Era un forte sostenitore della conservazione della lingua tibetana ed è stato arrestato il 1 agosto 2019. Dopo 8 mesi dalla sua detenzione arbitraria e in isolamento, la famiglia di Rinchen Sultrim ha ricevuto un avviso ufficiale in cinese il 23 marzo 2020 che lo accusava come separatista, ma senza fornire ulteriori informazioni sul suo benessere o dove si trovava. Quando i suoi familiari hanno contattato le autorità, sono stati informati di luoghi diversi in momenti diversi, creando una grande preoccupazione per la famiglia, che ora è preoccupata se è ancora in vita o meno. Il monaco Rinchen Sultrim è stato arrestato in precedenza nel 2018 per aver presumibilmente discusso e dibattuto sui problemi relativi al Tibet sull'app messaggistica WeChat con i tibetani in esilio. Il presidente del Parlamento tibetano in esilio, Pema Chögyam, ha espresso le sue più sentite condoglianze alla famiglia di Sri Dadu Manderkar, un noto attivista sociale e uno strenuo sostenitore del Tibet, che è scomparso il 27 novembre dopo un breve periodo di malattia. Nell'esprimere la sua profonda tristezza, il presidente ha scritto: Sri Dadu Manderkar instancabilmente ha dedicato il suo tempo e le sue energie per la nostra causa e siamo debitori per tutti i contributi che ha fatto per rafforzare la nostra causa. Quando Sua Santità il Dalai Lama ha compiuto 85 anni quest'anno, l'amministrazione centrale tibetana guidata dal 15° Kasha ha dedicato l'anno 2020 e 2021 come l'anno di gratitudine a Sua Santità il Dalai Lama. Una celebrazione degli 85 gloriosi anni che Sua Santità ha trascorso e continua a dedicarsi al benessere di tutti gli esseri senzienti. Nell'ambito di questa celebrazione annuale, il Dipartimento delle Informazioni e delle Relazioni Internazionali dell'amministrazione centrale tibetana sta organizzando una serie di conferenze di una settimana sui 4 principali impegni di Sua Santità il Dalai Lama. Almeno 120 relatori provenienti da 19 paesi diversi che parleranno in 15 lingue prenderanno parte alla serie di conferenze di una settimana dal 4 al 10 dicembre. Nonostante le sfide impreviste causate dalla pandemia Covid-19, il Kasha ha organizzato una serie di programmi e attività in tutto il mondo per celebrare la vita e l'eredità in corso di Sua Santità sotto il nome dell'anno di gratitudine a Sua Santità il Dalai Lama. Languages that we have this time around is Tibetan, English, Spanish, Hindi, Chinese, Japanese, Russian, Mongolian, Nepalese, French, German, Portuguese, Italian, Vietnamese and Korean.
I'm happy to say that we have been able to manage a virtual talk series this time to celebrate His Holiness the Dalai Lama and also to express our gratitude to him. La 10ª sessione del 16° Parlamento tibetano in esilio si terrà per 15 giorni dal 15 al 31 marzo 2021, secondo l'ultimo annuncio della segretaria parlamentare. I membri del Parlamento tibetano sono stati invitati a registrare la loro presenza il 14 marzo 2021 presso la segretaria parlamentare. Il Tibet Policy Institute sta ospitando una serie di conferenze dal titolo Himalayan Cultural Heritage con abbati, istruttori, amministratori, ricercatori, autori e accademici che hanno parlato dei sacri monasteri delle regioni himalayane. Gelsan Gyaltsen Bawa, un funzionario di collegamento cinese, ufficio del Tibet Canberra, è stato nominato il nuovo rappresentante per l'ufficio del Tibet Taipei. Gelsan Gyaltsen Bawa è un ex membro del Parlamento tibetano. Ha servito nel 14° e 15° Parlamento rispettivamente. Prabhasat Mukta, la versione assamese della seconda autobiografia di Sua Santità il Dalai Lama, Freedom in Exile, è ora disponibile per i lettori assamesi. Un ben noto scrittore, Yishi Dorje Tongchi, che ha ricevuto il prestigioso Padma Shri per la sua creazione letteraria, ha tradotto il libro. Questo è tutto per ora, vi ringrazio per essere stati con noi e ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci!